Autonomia, il Premier Conte stamane parlando della riforma ha detto lo Stato non trasferirà tutte le competenze, la replica del governatore Zaia, se non concordiamo le 23 materie non firmo. Manifestazioni in tutto il Veneto di pensionati e sindacati per dire no alla manovra economica che rischia di penalizzare, dicono per l'ennesima volta, la categoria. È stato rapinato di una valigetta contenente 62.000 euro, ma poi la cartella è stata abbandonata dagli stessi malviventi, messi in fuga da alcuni passanti, è accaduto a Vicenza. Capodanno all'insegna della sicurezza nel Vicentino, nelle piazze e nei palazzetti dove si terranno eventi, intensificati i controlli delle forze dell'ordine. Incidente stradale questa notte a Mestre, auto piomba su un mezzo della polizia locale, 3 le persone gravemente ferite, tra cui 2 agenti. Contro la rovescia, alle palazzine di Vianelli presto saranno rase al suolo, l'annuncio oggi a Padova dopo che la giunta comunale ha approvato il piano abbattimenti. Calcio Padova, esonerato mister Foscarini, la società punta sull'ex Bisoli che torna a sedersi sulla panchina biancoscudata. Buonasera e ben ritrovati, lo avete dunque sentito ora dai titoli, il tema dell'autonomia del Veneto in apertura con le dichiarazioni del Premier Conte a Palazzo Chigi nella conferenza stampa di fine anno, posizione del governo che più di qualcuno ritiene ambigua soprattutto sulle competenze da trasferire alle regioni che ne hanno fatto richiesta, e per chiarire la situazione abbiamo interpellato il presidente Zaia, vediamo nel primo servizio che cosa ci ha risposto. Autonomia del Veneto. In molti adesso iniziano ad avanzare dubbi sul reale compimento del percorso. Del resto le recenti dichiarazioni del vice premier Di Maio e oggi quelle del premier Conte lasciano spazio alle più diverse interpretazioni. Chi continua ad essere chiaro sul percorso verso un Veneto autonomo è il governatore Luca Zaia, che proprio sulle dichiarazioni del primo ministro risponde così. Noi non abbiamo alternative, abbiamo fatto un referendum, 2.328.000 veneti e venete sono andati a votare, punto. Abbiamo presentato un progetto, abbiamo vinto una sentenza avanti dalla Corte Costituzionale, dire oggi che al Veneto si dà di meno vuol dire prendere in giro i veneti, ma non voglio neanche pensare che sia così, non sarà così, a febbraio, il 15 febbraio andremo a firmare un progetto in linea con quello che abbiamo chiesto, altrimenti io non firmo, ovvio no? E i veneti lo sanno già, non vado a firmare progetti anacquati, ma non voglio neanche metterlo in inventario questo, visto e considerato che abbiamo un bel progetto, delle 23 materie, è esattamente quello che c'è scritto in Costituzione. Se tu mi vuoi dar di meno di quello che c'è scritto in Costituzione, vuol dire che non hai fiducia dei veneti, ma allora è un altro mondo. Per quanto riguarda le competenze, che anche oggi il Premier Conte ha sottolineato rimarranno allo Stato, il governatore del Veneto specifica. Sono scritte in Costituzione, l'esercito è una competenza nazionale, l'aviazione, tutte queste competenze che non sono sovraterritoriali, sono delle nazioni, accade anche negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, che è un paese federale, o la Svizzera piuttosto che altre realtà, hanno delle competenze meramente nazionali, ma è bene così, noi non vogliamo l'esercito, non ce ne frega niente, a noi interessa portare queste competenze concrete che portino risultato ai veneti. Governatore che guarda già al dopo febbraio, convinto dell'accordo col governo. Firma dell'intesa, lo prevede la Costituzione, che vuol dire che si firmerà questo contratto. Firmato il contratto va presso le Camere, quindi al Senato e alla Camera dei Deputati, verrà votato a maggioranza assoluta senza poterlo modificare, questo ricordiamolo, quindi è come un voto di fiducia, perché se non passa vuol dire che non c'è più una maggioranza. E passato inizia l'iter di trasferimento delle competenze, delle risorse, che ovviamente sarà un iter che si diluirà in mesi rispetto alle singole competenze, ma si inizia. È fondamentale iniziare. Se avessero fatto il lavoro che abbiamo fatto noi 20 anni fa, oggi saremmo come Trento e Bolzano, questa è la verità. E l'autonomia del Veneto sarà uno degli argomenti del discorso di fine anno che il governatore terrà su tutte le reti del gruppo Media Nord-Est. Parlerò a 5 milioni di veneti e oltre a fare l'augurio di cuore per come ci hanno seguito, assistito, criticato, consigliato, per tutte, un ringraziamento a tutti, ma per il bel segnale di civiltà, di democrazia, di grande senso delle istituzioni dato con il referendum. Guardi che è un referendum che ti porta il 60% dei veneti a votare e con 2.328.000 veneti che ci vanno, vuol dire che il mondo sta cambiando e se Roma non lo capisce sono guai. Quanto orgoglioso è di essere Presidente del Veneto? Ma guardi, io sono orgoglioso di essere veneto
e lo sono fino al midollo spinale. Ho lasciato il Ministero per andare a governare, per venire qui a governare il Veneto, lo faccio con la passione di uno che fa le robe per casa sua, per la sua gente. Tra le voci più critiche verso la manovra finanziaria in corso di approvazione, quella dei pensionati veneti che questa mattina hanno manifestato fra le calli di Venezia. Vogliamo l'adeguamento delle nostre pensioni perché purtroppo manteniamo anche i giovani disoccupati. Forza, il prefetto ci guardi! 500 pensionati veneti dei 3 sindacati confederali sono arrivati in mattinata in campo San Maurizio, a Venezia, per protestare contro il blocco delle rivalutazioni delle pensioni sopra i 1.500 euro lordi inserito dal governo nella manovra finanziaria. Sono circa 3 miliardi in meno di spesa pensionistica per pensioni per appunto medio-basse, con i quali dei poveri finanziano altri poveri. Quindi il governo di fatto ha programmato quella che è la perdita d'acquisto del potere delle pensioni medio-basse per i prossimi anni, quindi ci ha fatto un bel regalo e su questo regalo ovviamente i pensionati italiani non ci stanno. In Veneto sono oltre 400.000 i pensionati colpiti dal provvedimento, circa un terzo del totale. L'accordo col precedente governo, ricordano, prevedeva la piena rivalutazione di tutte le pensioni dal 1 gennaio 2019, dopo 8 anni di blocco. Questo governo si rimangia la parola e racconta ai cittadini che sta tagliando le pensioni d'oro. Usano questo slogan per sottrarre delle risorse alle pensioni medio-basse. Ancora una volta la fiducia dei pensionati italiani viene tradita, protestano. Ancora una volta siamo noi a pagare il prezzo più alto della manovra con una scelta profondamente ingiusta. Un furto legalizzato e una mancanza di rispetto nei confronti delle persone anziane. Non siamo d'accordo, quindi chiediamo un tavolo di confronto, ma soprattutto abbiamo rappresentato che impoverire i pensionati, che sono già quelli che sostengono figli disoccupati o nipoti disoccupati, vuol dire rischiare la coesione sociale del Paese. È una manovra che andava fatta, così ieri sera il segretario della Lega del Veneto Gian Antonio D'Arè, ospite a 20:10, ha difeso le scelte del governo. Penso che questa manovra sia una manovra che era dovuta e bisognava farla. Ricordiamo che l'eredità le hanno lasciate qualcun altro, di qua si passa e si parte. Certo, vogliamo cambiare la legge Fornero, vogliamo dare questo reddito di cittadinanza, vogliamo dare degli aiuti sul sociale, d'altra parte lo aveva fatto anche lo stesso PD quando con il reddito di inclusione, che viene compreso anche nel reddito, che è un'altra cosa, ma viene compreso nel reddito di cittadinanza, quindi cerchiamo di capire, è un qualcosa di una forma più allargata, dobbiamo dare dei correttivi e dare delle applicazioni certe, perché noi non vogliamo che sia come è stato per la cassa integrazione, che molti hanno aspettato che la cassa integrazione finisce facendo magari un altro lavoro, facendo un lavoro a nero, e questi sono, e qua dovremo trovare, diciamo, le regole per far sì che questo reddito di cittadinanza venga dato a chi veramente è in difficoltà. D'altra parte, da sindaco ho visto il tessuto sociale, persone che sono rimaste senza lavoro e arrivavano in comune perché avevano l'esigenza di un sostegno subito e certo, perché magari c'era lo sfratto in atto. Quindi vediamo le cose come sono, troveremo giustamente i giusti correttivi e le giuste applicazioni sul territorio. Siamo alla cronaca, agghiaccianti le immagini dell'incidente stradale che questa notte a Mestre ha visto coinvolti 2 agenti della Polizia Municipale, entrambi gravemente feriti. La tragedia improvvisa poco dopo le 22 sul cavalcavia del Terraglio, a poca distanza dall'uscita castellana della tangenziale di Mestre. 3 i feriti nel pauroso schianto che ha visto una Fiat Stilo piombare dall'alto su un'auto di pattuglia della polizia locale dopo un volo di diversi metri. Il più grave è il conducente della Stilo, ricoverato in rianimazione nel vicino ospedale dell'Angelo. Pesanti i traumi e le fratture riportate dai 2 agenti che si trovavano in servizio a bordo dell'auto. Nessuno dei 2 fortunatamente è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per estrarre le 3 persone dalle lamiere utilizzando il divaricatore idraulico. Poi i feriti sono stati consegnati al personale del SUEM accorso sul posto.
Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. A perdere il controllo del suo mezzo sarebbe stato il guidatore della Stilo, che per cause ancora da chiarire si è scontrata con un camion per poi capovolgersi e finire addosso all'auto dei vigili. Tentata rapina oggi ai danni di un operaio di una ditta vicentina. L'uomo stava per entrare in banca con una valigetta contenente 62.000 euro. Ad un tratto è stato bloccato da due individui travisati che lo hanno strattonato per sottrargli il denaro. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, alcuni clienti della filiale che hanno messo in fuga i malviventi prima di scappare hanno abbandonato la valigetta poco distante, che è stata recuperata e riconsegnata al proprietario. L'uomo non ha riportato nessuna lesione. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Vicenza sono volte a risalire agli autori della tentata rapina. Capodanno all'insegna della sicurezza da Vicenza ad Asiago, da Bassano della Grappa Marostica, dove si terranno eventi di piazza e in palazzetti, mobilitate le forze dell'ordine. Capodanno blindato, la parola d'ordine è sicurezza. Tra ordinanze, riunioni e comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza ha delineato il piano di battaglia per la notte più attesa dell'anno, la notte più lunga che porta in Piazza dei Signori a Vicenza migliaia di persone, dove la musica farà ballare e l'alcol magari sballare. Intensificata la vigilanza. Ci sarà anche personale in borghese, sia della Polizia di Stato sia dell'Arma dei Carabinieri, per l'attività di specifica competenza, ma su questo argomento sono state anche delle importanti intese con gli organizzatori che hanno messo sul campo anche delle risorse di steward e di vigilanza privata che collaboreranno con le forze di polizia. Una ventina gli steward messi a disposizione in supporto alle forze dell'ordine, definiti i punti di accesso ed uscita dalla piazza che saranno controllati. Controlli fatti da operatori di polizia anche ad esempio con i metal detector che potranno meglio controllare che non siano introdotte nelle piazze materiali pericolosi. Se il metal detector dovrà individuare oggetti pericolosi atti ad offendere, un occhio di riguardo oggi, dopo i recenti fatti di cronaca, è posto anche verso lo spray urticante. Di libera vendita non può essere di fatto vietato, ma ogni festa che si rispetti, tanto più quella per l'ultimo dell'anno, ha le sue regole e pertanto è stato concordato di evitare che questi strumenti facciano accesso nei luoghi dove si svolgono le feste. Per cui anche l'organizzatore leggerà, cioè dirà pubblicamente che nella piazza o nel palazzetto dello sport dove si svolge l'iniziativa è vietato introdurre questi materiali e ovviamente ci saranno dei controlli in merito. Le regole sono state dettate, il piano di sicurezza delineato e concordato, non resta che festeggiare e a Vicenza la festa inizia già al pomeriggio con giochi e musica per i bambini e famiglie, passando per l'aperitivo delle 18 e poi dalla sera e fino alle 2 di notte a suoni di musica e danze. Ha prima aggredito gli anziani genitori e quindi si è scagliato sui carabinieri giunti in loro soccorso che lo hanno arrestato. Protagonista un 43enne di Occhiobello in provincia di Rovigo, in preda ai fumi dell'alcol, che avrebbe agito per futili motivi. L'uomo che ha passato la notte presso il carcere di Rovigo in attesa del giudizio direttissimo. Nessuna conseguenza per la salute degli anziani genitori. Tra qualche mese le palazzine della famigerata Vianelli saranno rase al suolo per fare posto alla nuova questura. Oggi l'annuncio a Padova dopo che la Giunta Comunale ha approvato il piano abbattimento. Oggi la Giunta ha approvato il progetto di abbattimento delle palazzine di Vianelli, le palazzine del complesso Serenissima. Siamo quindi ad un'approvazione, un momento storico per la città, perché questo significa proseguire con gli impegni del Comune rispetto al protocollo d'intesa firmato con il Demanio dello Stato. Il protocollo prevede la consegna dal Comune di Padova al Demanio dell'area bonificata dell'ex complesso Serenissima, dove sorgerà la nuova questura, in cambio della proprietà dell'ex caserma Prandina. È un'operazione che ridisegna la geografia cittadina e cancella quella via Anelli che era diventata un simbolo di criminalità, un ghetto di degrado conosciuto a livello nazionale.
Il progetto quindi costituisce elemento di utilità pubblica per avviare le procedure di esproprio e poi, una volta che il Comune è entrato verso febbraio-marzo in proprietà di tutti gli edifici, potremo avviare, attuare questo progetto che si realizzerà nell'arco di 100 giorni circa, che saranno i giorni indispensabili, necessari insomma, per buttare giù le palazzine. Enormi escavatori entreranno quindi in azione presumibilmente a giugno, abbattendo le palazzine a partire dai piani più alti. Il costo dell'operazione è di 1 milione di euro e assieme ad altri progetti potrebbe segnare la svolta definitiva per quella zona della città. Se la guardiamo anche con le altre trasformazioni che sono in corso, l'Arco di Giano che è in fase di realizzazione proprio in queste settimane, in questi mesi, il futuro ospedale, insomma parliamo di una progettualità che farà anche, darà anche un'impennata al mercato immobiliare, ai valori di delle abitazioni e degli immobili di quella zona, e anche un impulso al commercio molto, molto importante. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Dicembre. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Siamo a Venezia, la questione della tassa di sbarco continua a far discutere in città. Dopo le riflessioni del gruppo 25 aprile arrivano quelle della storica associazione di residenti Venezia.com. Non possiamo fare come Gardaland e mettere l'entrata alla città, è una città, non si può fare un baracchino per entrare e pagare il biglietto. Sia la tassa di sbarco, ma non nella forma di un biglietto d'ingresso in città. La solomonica soluzione proposta dalla storica associazione di residenti Venezia.com è quella di un bollino simile alla vignetta in vigore lungo le autostrade austriache. Quel bollino che compri quando devi passare, stazionare in Austria, e lo devi pagare obbligatoriamente, e questo diventerebbe una sorta di carta d'identità temporanea per il visitatore, che poi naturalmente dovrebbe usufruire dei servizi che la città dovrebbe dare. In questo modo, suggeriscono dall'associazione, si eviterebbe il messaggio negativo legato all'immagine dei tornelli, mantenendo il sacrosanto principio di una tassa per i giornalieri. Le misure per gestire questo fenomeno sono chieste e auspicate dai veneziani da anni. Noi sappiamo benissimo che i pernottanti che pagano la tassa di soggiorno sono solo 3-4 milioni, mentre i giornalieri sono 20-30 milioni, adesso non lo so, e il 70% del fatturato viene portato solamente dai pernottanti. La fine del 2018 sarà caratterizzata in Veneto da condizioni meteorologiche di vento forte. Alla luce di queste previsioni emesse dall'ARPAV, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione sulle zone montane e pedemontane valevole per le intere giornate del 30 e 31 dicembre. In particolare tra domenica 30 e lunedì 31 sono previsti venti da nord forti in quota, anche molto forti in alta quota, tratti venti tesi o forti anche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane. Ed ora andiamo a Mogliano, in provincia di Treviso, che è diventata ormai una tradizione. La casa di Natale della signora Paola è ammirata davvero da tutti, grandi e piccini. Vediamola. Luci, lucine, alberi di Natale, tantissimi addobbi. Nulla è lasciato al caso, ogni minima cosa è pensata. Questo è il Natale. A Mogliano tutti attendono con trepidazione la casa della signora Paola, che d'incanto si illumina lasciando a bocca aperta grandi e piccini. Amiamo Natale. Natale è la più bella festa dell'anno, e dopo, avendo visto all'estero diversi modi di allestire queste case, ci è rimasto la voglia di farlo anche noi, e piano piano, un po' alla volta, qualcosa di più abbiamo fatto, e questo è il risultato. Un lavoro certosino che Paolo inizia assieme al compagno almeno una decina di giorni prima. Alberi, finestre, il tetto, il giardino, ma anche l'interno della casa, tutto diventa magico. E ancora prima che incominciamo a novembre, incominciano a passare e dire: allora, quando cominciate, quando fate, perché fate quest'anno? Sì, tranquilli. E dopo il bello è perché ci sono i bambini che vengono, i bambini
si incanta. Anche San Fio una casa viene addobbata con cura e Paola è andata a vederla. È diversa perché è molto più ricca di luci, molto più piena di tutto, che non sai dove appoggiare gli occhi. Noi ci accontentiamo di questo. Alcuni addobbi li ha portati tanti anni fa dagli Stati Uniti, dove aveva vissuto per qualche tempo. Il Natale, e anche questo ci dice, ricordi indelebili. Adesso quando toglierò tutto mi farà una gran tristezza. Presto le luci si spegneranno, ma la magia che ha lasciato negli occhi dei bimbi rimarrà. E ora andiamo a Padova con lo sport. Esonerato Claudio Foscarini, il calcio Padova riparte da Pierpaolo Bisoli. Le parole del direttore generale Giorgio Zamoner. Allora, il mister, che ritengo un buon allenatore, ritengo una persona per bene, probabilmente ha cercato di tirar fuori da questo gruppo determinate caratteristiche con un gruppo, con dei metodi che non sono idonei a questo gruppo. Fatale è stata la sconfitta contro il Benevento per Claudio Foscarini. Il gol di Improta inguaia il mister e tutta la squadra. Una situazione pericolosa quella dei biancoscudati, ultimi con 11 punti e 5 sconfitte consecutive. La società, per voce del direttore generale, vuole salvarsi, quindi via l'allenatore e almeno 10 giocatori a gennaio e dentro Bisoli, passato prossimo, e 4 o 5 nuovi innesti dal mercato di riparazione. Realmente sono stati fatti dei programmi condivisi dall'allenatore, condivisi dal direttore, condivisi dalla proprietà. Oggi ci ritroviamo a non avere la certezza, comunque è sotto gli occhi di tutti, che questi programmi ci possano essere utili per raggiungere la salvezza. Oggi la proprietà ha deciso che la categoria, a parte l'aveva deciso anche prima, non vuole assolutamente perdere la categoria. Sono stati fatti degli errori di valutazione tecnica ma soprattutto morale di un certo tipo di giocatori. Oggi ci troviamo non a togliere dei poteri all'allenatore, ma a riprendere un allenatore che ha un determinato carisma, un determinato modo di lavorare, e non che lui venga delegittimato nelle scelte di mercato, però la proprietà ha deciso che vuole fare 5-6 interventi di un certo tipo e verranno fatti 5-6 interventi di un certo tipo. Siamo quasi in chiusura, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, ospite in studio Mario Conti, il sindaco di Treviso, e questo è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione, dunque bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure centro-meridionali e talvolta anche sulle vallate alpine. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -2 e 1 grado. Valori massimi compresi invece tra 6 e 8 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili delle foschie o delle nebbie al mattino sulle vallate alpine. Cielo a tratti coperto invece sui settori costieri, più soleggiato a partire dal pomeriggio. Temperature stazionarie con minime tra -1 e 2 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 7 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo con poche nubi sparse sui settori della nostra regione, salvo per qualche addensamento innocuo sulle aree meridionali. Temperature minime tra -5 e 4 gradi. Valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci! Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.